cari amici, siamo appena arrivati in Germania e ad aspettarci nel ristorante di un calabrese di origini probabilmente è proprio la mamma. È al tavolo e noi andiamo a sorpresa per vedere cosa sta accadendo a tavola. Salve, come va? Tutto bene? Come sta innanzitutto? Come sta? Sto benissimo. Quando lavoro sta bene. Lei stava lavorando adesso? Sì. Che cosa ha preparato di buono oggi? Abbiamo preparato un mangiare tedesco. Oggi un mangiare tedesco. Sembra mangiare, quindi voglio dire, c'è posto anche per noi. Noi siamo appena arrivati dall'Italia. Noi abbiamo pure il mangiare per voi, certo. Però lei ha potuto anche cucinare tedesco, ma dall'accento sento un accento siciliano. Capisceste, picciotte? Adesso siamo più... è vero. Da quanti anni è qui in Germania? Anni. Non li facevo questi anni, signora. Complimenti. Allora oggi che cosa sta accadendo qui? Che festa c'è? C'era tanto movimento per le strade, non si riusciva proprio a camminare oggi. È una festa delle zucche. Ah, grazie, quindi siamo capitate a fagiolo, siamo arrivate alle zucche italiane. Le zucche Ecco. tedesche. Va bene. No, le zucche tedesche. E quindi che succede con questa zucca? Che È fanno? una festa tradizionale tedesca. Però le nostre origini ce l'abbiamo ancora. Voglio dire, la zucca c'è pure in Italia, però non facciamo la festa per la zucca. No, loro fanno, Almeno che io sappia. Loro fanno il sarvagino, fanno la capriola. Il capriolo. Sì. Ah, forse è quello che stanno mangiando pure loro. Questo qui, sì, con i funghi e un brasato. Siccome noi con il nostro programma andiamo proprio alla ricerca del cibo buono, del cibo particolare. Capriola con un Quindi era una femmina questa. Sì, una femmina. Una femmina. Capriola. Va bene, una capriola. Una capriola, sì. Attenzione, lei non fa la capriola indietro perché... No, capriola. Questo Insomma, o capriola o cervo. è uguale. L'importante è che se ne parla adesso di questo piatto. Sì. Con i funghi, che Sì. funghi sono? Porcini? No, questi sono i... si chiamano le... lo dovevo dire, chiudi. Lo dovevo dire prima, aspetta, sono... Le chiodine. I chiodini. Beh, quanto gli manca la Sicilia, signora? Un po'. Nell'estate. L'estate ritorna in Sicilia. Sì, noi andiamo spesso, le nostre origini non ce le dimentichiamo mai. Perché ha scelto la Germania 60 anni fa? Ci ha portato qua. Quindi era un po', diciamo, non dico costretta, si è trovata qui con la famiglia. 60, parecchi italiani sono partiti con la valigia. Di cartone, cartone. con la valigia di cartone. Però ci siamo trovati sempre bene. Ma l'Italia non ce lo dimentichiamo, la Sicilia, il sud, che è? Lo porta sempre Sì, nel cuore. ce l'abbiamo sempre dietro. Il mare della Sì, Sicilia. il mare. Ma tutti i mari del sud sono belli. Sono tutti belli. Mi dica la verità, il piatto tipico siciliano È la che pasta- lei ha fatto assaggiare però a un tedesco che quando l'ha portato il piatto siciliano il tedesco ha detto jawohl! La pasta coi sarde, la pasta coi sarde. E che ha detto il tedesco? Si può mangiare. Alles gut, che ha detto? Alles gut. No, va bene. Vabbè, ma noi cuciniamo qui un po' in tutta l'Italia, dal nord al sud. Ah, che bello. Lei ha detto una cosa bellissima, cioè, Non è solo il sud, noi cuciniamo dal nord al sud. preparate insomma per Anche il tutti. pugliese pure, la cucina pugliese, la cucina calabrese. Quindi pure le orecchiette. L'orecchietto con i cime di rape. Orecchiette con i cime di rapa. E cosa, quando arrivano Siamo con le calabrese. ma i clienti che vengono nella vostra struttura sono più o meno... Vabbè, noi lavoriamo assai con i tedeschi, però i banchetti li facciamo con gli italiani, assai. Comunione. Ma sono pure feste come le fanno in Calabria o in Puglia, tanta gente, No, tanto... noi mischiamo un poco, no, non facciamo proprio... Cosa è mischiato? E vabbè, mischiamo un po' la mentalità... Allora, la mentalità italiana è buonissima, è bello, però la serietà un po' tedesca è anche buona. Quindi Noi si mischiamo un po'. si fa un mix, cioè allora Un mix. facciamo un mix di cose. Però l'importante è che si fa alla festa e se ne parla e soprattutto si... Più italiano. Sono più orgogliosa a fare le feste italiane, io. Sente il richiamo della terra, insomma, c'è il richiamo. No, noi lavoriamo bene. Ma quante volte ha pensato di ritornare in Sicilia? No, Mai.
La verità la devo dire. No. Sincera. Vabbè, ma sono venuta da piccola, che poi io avevo 9 anni quando sono venuta. Mo scommetti che sei tedesca. No, non so tedesca. Ah, No, e allora? no, E allora? no, tedesca no. Tedesca no. Rimaniamo italiani in Germania. Non c'è problema. Ma I nipotine. ecco, ai nipotini, quando gli parli ai nipotini, dici adesso la nonna vi racconta una storiella, gli parli della Germania o della Sicilia? Vabbè, più in Germania perché le ragazze sono nate qua. La Sicilia nell'estate, ma nell'inverno lo facciamo qua. Che devo parlare? Beh, allora alle bambine, alle nipotine, dice oggi vi racconto un fatterello siciliano, domani un fatterello legato alla Germania. Dobbiamo raccontare. E i nonni parlano tanto con i nipoti. Sì, no. Non penso che gli raccontate solo di lavoro. No, raccontiamo del mare. La favoletta che vi raccontavano a voi quando eravate piccolina, no? Che favoletta vi raccontavano? Da piccolina, chi lo sa? Mi devo andare a ricordare 60 anni fa, che non lo so, le nonne. Eravamo con le nonne. Che raccontavano le nonne? Quando ti tenevano in braccio? E che raccontavano? Ne facevano la ninna nanna. E la ninna nanna alle nipotine gliela canti in tedesco o in siciliano? Vabbè, metà e metà. No, metà e metà. No, perché noi siamo un po' miste qua adesso. Una canzoncina siciliana che ti ricordi? Vitti una crozzatura? Aspetta, facciamola insieme. Vitti Una crozza su una montagna. No. Erano cannone una volta, però. Però tra la capriola e un cervo, un cannone stiamo pensando mo. Va bene. E i figli invece? So che hai un ragazzo straordinario. Non so quanti altri ne hai, io ne conosco uno. Ah, un maschio. Ecco, la pecora nera purtroppo. È capitato, è un maschio, è capitato, sto scherzando. Un ragazzo straordinario, lo conosciamo bene. Noi siamo partiti dall'Italia per venire a conoscere questo piatto, questo cervo. Noi conosciamo lo chef, questo ragazzo straordinario, Vincenzo. Ogni scarrafone è bella mamma soia, Le qualità di suo figlio quali sono? No, è un grande lavoratore. Preso dal papà, quindi? No, dalla mamma. No, di tutte e due. No, siamo una famiglia seria, ecco, in poche parole. E quindi è uscito fuori un gioiello di figlio. Ah, che bello. E allora, cari amici di Fatti Food, siamo in Germania. Esattamente il paese come si chiama? Aldingen. Aldingen, in provincia di Stoccarda. No, Ludwigsburg? Allora amici, siamo comunque in Germania, siamo venuti a conoscere questa simpaticissima signora, ma soprattutto vi presentiamo il piatto di oggi. Iniziamo a fare una porzione di tagliatelle con porcini, un cinghiale con le spezie e un Rebraten, che sarebbe il capriolo, con le knödel, che in italiano vengono chiamate canederli. Allora ci accingiamo a preparare il capriolo. Prendiamo un pezzo di capriolo, lo tagliamo, iniziamo a mettere i Pfifferlinge, sugo del capriolo stesso, vengono fatte le spezzole all'interno, vengono cotte nell'acqua, Wildschwein anbite, 4 Scheiben, Gerardo Saggese per ristorante Paradiso a Aldingen in Remseck am Neckar. Sono di Salerno, tagliatelle con porcini, trasferitomi ormai da 15 anni qui in Germania. Ma mi chiedevo, Vincenzo dove sta adesso? Adesso viene lì. È in cucina? È in cucina, prepara da mangiare. Ah, però vediamo se riusciamo a chiamarlo. Fagli tu una gridata. Vediamo se arriva. Vincenzo! Vincenzo, dai, non avere paura delle telecamere. Vincenzo, come stai? Piacere. Che piacere, ci conosciamo. Piacere. Accomodati. Vincenzo, eri impegnato di là in cucina con gli ospiti. Sì. Oggi c'è festa. Purtroppo oggi c'è una festa grande, la festa della zucca.
E quindi cosa fanno? Mamma mi diceva c'è tanta gente, la festa della zucca, ma è un prodotto che viene utilizzato la zucca anche per fare dolci, per fare altri piatti e li presentano, cosa succede? Sì, qua Halloween, la notte dell'Halloween, la zucca qui in Germania si fa con la zuppa di zucca, si fa la pasta con zucca, si fa anche il dolce con la zucca, facciamo il purè di zucca, però c'è anche il cervo capriolo che si prepara qua con i mirtilli, i knödel, è una pasta col pane che si fa con la pancetta, con le cipolle, si cucina nell'acqua e anche i spätzle tradizionali che si usano qua a Stoccarda. Ma adesso parliamo un po' di te. Mamma mi ha raccontato una cosa stupenda, cioè è simpaticissima mamma. L'unica cosa è una curiosità, ma questa pelle così bella, così... Il lavoro. Lei ama tanto lavorare, sentite amici. Certe persone devono prendere l'esempio nostro. La gastronomia fa stare bene. È bellissima. A contatto col pubblico, no? Sì, ma la deve fare con tutto il cuore, no? E come lo fai, ad esempio? Come? Venire del cuore, Io ti do del tu perché sei giovanissima, Anna. Cioè, quindi è inutile che da del lei. Come tutti i mestieri si devono fare, o le fai giusto o niente. Quanto ami fare questo lavoro da 0 a 10? Dagli un voto. Io ho 40 anni che faccio questo lavoro. No, un voto, dagli un voto. 10. 10. Cioè tu non faresti altri lavori, questo, perché ti piace proprio stare con la gente, raccontare i piatti. Cucinare i prodotti italiani del sud. Mo ritorniamo sugli alici, però Vince, mamma quanti sacrifici ha fatto insieme a tuo padre? Tanti. Oggi tu sei un chef importante, qui ti conoscono tanto e so che onori comunque quel pezzo di, come dire, di terra da dove hai origini e quindi questa è una cosa bella, no? Porti nel cuore e sulla tavola dei tuoi clienti anche un po' della tua terra, delle tue origini. Io ho cominciato qui a imparare dalla mamma a cucinare, però poi ho fatto le scuole tedesche, francese, ho girato un po' l'Europa, in Svizzera, a Berlino, in Italia anche un po'. Però noi facciamo una cucina moderna, però sempre con i prodotti mediterranei, nostri dall'Italia, però li mischiamo anche un po' con i prodotti tedeschi, francesi e facciamo la cucina, io faccio la cucina mia, che sono tipici piatti, però un po' moderni. Tu ti sei inventato le tue ricette a questo punto, non imiti nessuno, non copi i piatti di nessuno, vai anche alla sperimentazione, quindi fai dei test, provi dei piatti. Sì, noi facciamo anche la cucina moderna, che sono anche un po' con la tecnica moderna, che è tutta un'altra cosa come si cucinava una volta, però tutta la media, un po' di quello esce e creiamo la cucina nostra. Senti, parlami un po' delle tue sorelle, so che c'hai delle sorelle, cosa fanno? Non gastronomia, tutto ma non gastronomia. Hanno deciso di fare tutt'altro. Quindi, e la cosa bella, sai qual è? Che di solito le femmine, no, seguono le mamme. Di solito quando c'è una mamma sarta, no, seguono, no, la mamma che fa la sarta. È vero o no? Una volta c'era questa. Invece adesso è la mamma, cioè il figlio maschio ha scelto la strada della mamma, perché tu hai iniziato a fare gastronomia. Sì, però io a scuola ero male, non era buono. Lavoro non volevo. Aspetta, spieghiamo. Diciamo che Ha detto. Aspetta, perché ci guardano pure i ragazzi da casa, dobbiamo dire una cosa. Non è che lui non era buono a scuola o a scuola non bisogna farla o non bisogna andare a scuola. Attenzione, bisogna dire un'altra cosa, bisogna dire che lui amava studiare i libri di cucina. Bravo, quindi, lo stavo dicendo. ecco. Però a cucinare io a casa, anche quando ero piccolo, cucinavo sempre. Facevo le torte, facevo cose che vedevo, io cucinavo. Cominciavo con le uova, con 10 anni già facevo le uova fritte, facevo la pizza, vendevo gelato e così era una passione che poi alla fine cosa fai? Per me era sempre il cuoco. Non avevo mai... Passione innata, tu avevi questa cosa già... A Carnevale tutti quanti erano vestiti di cowboy, di animale, io di cuoco. Chef, immagino... Anziché spruzzare con la bomboletta, spruzzavi la panna montata. No, ma veramente, sono le fotografie quando faccio vedere ai miei figli, io ero sempre di cuoco vestito. Ho detto papà, ma sempre cuoco, mia mamma non aveva tempo e mi teneva sempre il grembiule e il cappello del cuoco. Cambiava solo il grembiule e il cappello, cioè se no come...
Ma del resto, Uova in padella e facevo sempre un po' di casino. ma del resto, se no, come faceva a diventare uno chef così bravo e così importante? Vincenzo, io ti dico che è stato veramente un piacere fermarci qui nella tua struttura, sei stato gentilissimo perché ci hai fatto conoscere, insomma, tua mamma che è simpaticissima. Papà non so se c'è, vogliamo salutarlo. Mi sono girato un attimo e ho visto che il papà di Vincenzo non c'era. Allora, come una grande famiglia, è giusto che sia anche in questa puntata e sono venuto al tavolo per parlare con il papà di Vincenzo, che si chiama Antonio Paradiso, Antonio Paradiso. Antonio, da quanto tempo stiamo qua in Germania? nato a Gioia del Colle, provincia di Bari. Io sono in Germania dal 26 marzo 1962. E ditemi una cosa, signor Antonio, ma voi siete anche chef, eravate in questo mondo o voi vi occupavate di altro? Io facevo tutto un altro mondo. Cosa vi occupavate? Mi occupavo di cantieri. Io sono venuto qua come muratore, che nemmeno ero. È stato all'età di 20 anni. L'esigenza all'epoca di trovare un lavoro fuori, perché magari... Come mai sei venuto qua? Mancava in Italia il lavoro? Mancava. Io ho fatto il militare il 58, sono andato a Casal Monferrato con Adriano Celentano, ho fatto il CAR con Adriano Celentano. Finito il CAR sono andato alla Mezzia Terme. Aspetta un attimo. Posso darti del tuo? Tu hai fatto il militare con Adriano Celentano. Adriano, hai capito? Amico del carro. Ma veramente dici? Poi glielo chiediamo a Celentano. No, ce lo possiamo chiedere. Adriano, riconosci questo signore? Bisogna telefonare a Calarate. E dove sta lui? Qual è una canzone di Celentano che ti ricordi di più? Ce ne sono tante canzoni di Celentano. Quasi tutte. Quando era al militare cantava Celentano. Quando era al militare cantava 24.000 baci. Sai, quella là, con la canzone che ha vinto al festival. Cioè, magari arrivavano e diceva tutti sugli attenti, rispondeva lui, con 24.000 baci. Extra, ci facciamo il palco extra. Addirittura. Dice stasera facciamo una bella serata per Celentano. Stasera anziché prepararci per... lui usciva 2 ore là, faceva casino. Che bello questo racconto. Antonio, quanto ami stare qui e se ti manca la tua Puglia? Dalla Puglia, Cioè, cosa ti manca dalla Puglia? la Puglia ci vado spesso, mi manca dei fratelli, delle sorelle, il mangiare della cucina buona che abbiamo. Allora salutiamo tuo fratello, sorella, cosa c'hai? Un fratello e una sorella? Fratello e 2 sorelle. Salutiamole, c'hai la telecamera di fronte, hai la possibilità di salutarli e dirgli quello che vuoi. Poi abbiamo un fratello a Torino, un fratello a Parigi. Aspetta, quanti ce n'hai? Ho perso il conto. Allora, un fratello a Torino. 7, eravamo 7. 7, ok. Vai, salutiamoli tutte e 7 con un abbraccio, un bacio grande. Quella è la telecamera, c'hai 2 secondi per dire tutto. Allora, 1, 2, grazie, bravo. Vai. allora tanti saluti da Giovanni, Lellina, Ninetta, Giulio che sta a Parigi, Franchini che sta a Torino, Gigi che sta a Stoccarda e il signor Paradiso che è qua. Grazie. E allora Vincenzo, è stato veramente bello. Mamma continua a dire, ma voi non ci preparate, voi non ci dite niente, voi no. Signora, noi siamo così, noi ci piace raccontare le cose che accadono al momento. Anche a me mi piace, però sai com'è, ci dobbiamo un po' preparare, non è come fare un piatto di pasta alla carbonara E scusate, quando siete arrivata qua, in Germania, con papà e mamma, eravate già preparata a tutto questo? No, niente. E allora, signora mia, voi siete la persona più bella, lo posso dire, più bella, perché avete rappresentato l'italiana all'estero, brava. Italiana all'estero. Siamo stati i primi noi. E l'esperienza te la sei costruita strada facendo. Sì.
Sì, ma Quindi non c'era bisogno di prepararti nulla, hai creato queste bellissime cose qui, hai creato una grande famiglia, bisognava scrivere adesso 2 battute per la televisione. ma si Ah devono no, fare anche sacrifici, eh? Non è che tu ti crei, anche papà ha fatto sacrifici. grazie cari amici che ci avete seguito, io vi lascio con questa bellissima per me esperienza e quindi vi chiudiamo questa puntata e diamo appuntamento a una prossima puntata di Fatti Food. Lo vuole dire lei? Ci diamo appuntamento alla prossima puntata. No, solo questo, appuntamento alla prossima puntata. No, lo voglio sentire da te perché mi porti fortuna. Vai, appuntamento alla prossima puntata. Appuntamento alla prossima puntata. Diciamo nella telecamera. Ah, appuntamento alla prossima puntata. Con Fatti Food. Ciao a tutti.